Sono stati giorni di speranza, giorni di preghiera perché Giacomo Bologna riaprisse gli occhi, ma le ferite riportate in quel terribile incidente stradale di giovedì scorso non gli hanno lasciato scampo. Si è spento all'ospedale di Treviso dopo giorni di agonia. Avrebbe compiuto 21 anni il prossimo mese di giugno, figlio unico, viveva con i genitori in Contrabroia, Possagno, e proprio a casa stava tornando quel maledetto pomeriggio quando in sella alla sua Ducati, subito dopo la curva in via San Pancrazio a Crespano di Pieve del Grappa, si è scontrato con un fuoristrada condotto da un 73enne. Le sue condizioni sin da subito erano parse disperate. Era stato egli trasportato al Cafoncello. Fino all'ultimo istante ci si è illusi che potesse farcela. La sua morte ha distrutto, oltre alla famiglia, anche tutte le persone che lo avevano conosciuto. Visibilmente scosso il sindaco di Possagno, Valerio Favero. È un qualcosa che penso sia indescrivibile, perché perdere un figlio a 20 anni in questo modo è qualcosa che non si può descrivere, non si può dire. Tutta la nostra comunità si stringe attorno ai genitori, attorno alla famiglia nel dolore e non possiamo dire altro. Lei era in ospedale assieme ai genitori. Sì, sono stato giù a portare il mio saluto a Giacomo e un abbraccio alla famiglia su un momento che è davvero difficile da vivere. Sono un papà anch'io e non ho idea di come possa essere questo momento per loro. Lungo una strada che avrà fatto centinaia e centinaia di volte. Sì, purtroppo sì, però siamo tutti appesi a un filo e quindi godiamoci la vita e viviamola a pieno, il più possibile. Giacomo Bologna frequentava il terzo anno di ingegneria a Padova, dopo il diploma al liceo Brocchi di Bassano all'indirizzo quadriennale di scienze applicate. Brillantemente era stato scelto per un progetto legato allo studio dell'intelligenza artificiale da tenere sempre al Brocchi come assistente docente. Attivo nel gruppo giovani della parrocchia di Fietta di Paderno del Grappa, sempre pronto ad aiutare il prossimo, era un membro importante della comunità del piccolo paese trevigiano. Sul punto dove si è verificato il terribile incidente c'è un mazzo di fiori per ricordarlo, e mentre facevamo le riprese, lontano dalle inquadrature, un amico ha sussurrato: sono certo che ora Giacomo sia in un mondo migliore.